Com'è Presidente, è buono? No, è buonissimo. Insalatona in salsa trevigiana per dire che i nostri ortaggi sono immuni da Escherichia coli. 600 kg di verdura per esorcizzare la psicosi del batterio tedesco che sta paralizzando il mercato ortofrutticolo. Il Veneto perde 600.000 euro al giorno. Il presidente della regione, con Coldiretti regionale, ha organizzato l'evento in un'azienda agricola di Canizzano, periferia trevigiana, dotata di una grande serra per la coltivazione proprio dei cetrioli. Tra gli ospiti più richiesti dalla stampa, i medici dell'USL 9 che confermano la bontà dei nostri prodotti. La frutta e verdura sono un elemento estremamente sicuro, che fanno parte della nostra dieta, sono importanti, devono essere consumati di più di quello che sono consumati oggi, vanno consumati puliti e lavati come buona norma vuole da sempre. Si tratta di epidemie che per lo più restano localizzate nel paese in cui sono originate, Germania in questo caso, e se qualcuno avesse visitato la regione tedesca nessuna particolare precauzione. Il rischio di infezione è molto basso comunque, casomai avesse una diarrea importante ricordare al medico che proviene da quella zona lì, nient'altro. Resta alto l'allarme dei produttori, ma per i blocchi ingiustificati del Made in Italy. Le nostre imprese sono già nel pieno della produzione, hanno già investito, se non vendono il prodotto devono buttarlo, è prodotto fresco, ricordo. Ortofrutta, quindi frutta e verdura sicura, utilizzare i consigli della nonna, lavarsi bene le mani prima di maneggiare la frutta e la verdura e poi lavare frutta e verdura con acqua molto abbondante che sia pulita, non c'è nessun problema. Come ha trovato questi cetrioli, questi pomodori? Ma direi buoni.